alla fine per evitare tutto il resto. Questo Un attimo. Posso mettere accetta? Sì, accetta. Registrazione. Allora, inizio il primo pezzetto, poi quello finale. Le bastandà. Quando ho cominciato le sue bergamasche, si è proprio in una brutta situazione. Si è proprio col morale a terra. Am sia amici in Italia per Nadal e proprio in quel periodo più bello di feste, la mia mamma la si è malata. E poi di dopo la dia più. A ghia moi lacrime ioce quando mi ha cominciato a trovare sogno lunedì sera per i nostre tavole di conversazione, come i dischi che si intende lingue, in bergamasca. I prime volte mi fai mia et, si in banda al mio nome ascoltai, scrivi su i miei appunti e disia tra di me, sa voi come che, siamo trocciapada col mio dolore. A Belasi, la soriada mi ha detto il col in quel che mi ha trattato insieme, la giusi e lo traset del corso. Madonna me mia di corso se non ho la giusi la dienta brettina. Disema trovasse insieme a Cicerà in bergamasca. E allora ho capito che sta lì a sentire chi bella urso e tradizioni da Bergamo, sugli espressioni del parlare bergamasco, che esse belle e piene di cultura proprie della nostra terra, lì è una maniera di poter stare in quel monte, che lì è di me genitor. Lì è il sistema di stagamo a proof, di sentire che insieme a me. Una maniera di tornare a quando si è piccinina e di sentire parlare in bergamasco. Poi di dire che il bergamasco ha sempre di starci in da meta, anche solo mia parlato. Ma sono sposato, ho avuto una tusina e quando mi ha deciso di andare a lavorare all'estero, la mia tusina la guia mia nel modo 2 anni. Senza sapere, la è capitata come a me, poi a me si è andata in Svizzera con i miei genitori quando guia 2 anni. Arda te di oltre i scherzi della ETA. E via sura, hanno se proprio andato in Svizzera, però in quella in chi parla francese. E dopo hanno andato a Bruxelles, e è proprio a Bruxelles che mi ha mettito in piedi il circo dei bergamaschi di Bruxelles. E è proprio stata la mescetta che l'ha trovato il slogan del nostro circo, bergamaschi in del cœur. Ho girato e giriamo il mondo, in sa in fo, ho studiato lingue, sono tuttora a imparare, ma quando mi domanda che lingue conosce, mi desmentega mia de diga, italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e bergamasco. Alle bello il mondo, alle belle conosci altri paesi, altre nazioni, ma il cuore è sempre in la nostra terra. Anse nascice lì, anse iniz grande lì, ma imparato di nos nonni, di nos genitori. E inoltre, che sei all'estero, a più di mia capì quanta mi ha patito in chi 2 anni di pandemia. E la storia la mia finita, andiamo. Am sia dell'onza, più di mia torna a casa. E allora, dopo i 4 mesi che la mia mamma la che più, go proprio di ringraziare i più di partecipare alle sue bergamasche, che mi ha permesso di trovare la rete di tradizioni della mesetta, di mio paese, della mia mamma e del mio papà. Allora è una maniera di sentirmi che in banda a me. Un po' di anni fa, c'è una canzone che la diceva, che il pates di esterofilia cronica, o il mal dell'estero, e me sono di che, ma se desmentega mai di mio paese, di mie raiz della mesetta. E allora me in mente che la tusina che si è, e che basta andando a conoscere il mondo, ma tenere sempre il posto più bello del cuore per la sua famiglia e il suo paese. Post scriptum. Il bergamasca, il cambio da una lada all'altra, da un paese all'altro. La mia mamma, che gli è di Salures de Roeta, la chiamava suo padre Bubà, o il mio papà invece, che gli è di Unur, la chiamava suo padre Tata. Me, che ho sempre parlato, che ho sempre parlato bergamasco e che l'ho imparato non a sentire, ho sempre chiamato mio padre papà. Mi dico che il bergamasco, come tutte le lingue, al cambia. Le mie sempre le stesse, e tante parole, specialmente che le nuove, i vede l'italiano, in cui Bubà e Tata as giusa più. Perfetto. Io ho lasciato questo sg usa più perché mi piaceva troppo, anche se noi non lo utilizziamo. Sì. Bene, grazie signora Silvana. Grazie a voi. Io andrei avanti, ho qui davanti, perché io me le tengo tutte, Marisa Cavallari c'è, dov'era? Eccomi. Eccola. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. La signora è una campionessa di ballo e campionessa. Campionessa è troppo tanto. E ha proposto un pezzo sempre di prosa sull'ansia della gara.
Faccio fare a lei. Ok. Gara concorso de bal. Sì, Esatto. Allora, io... sto cercando. Ok. Sta preparando. A proposito del ballo in coppia, Sì, quello che per divertimento si chiama ballo liscio. il ballo liscio. Prego. Lesciù dopo lesciù. Lesciù dopo lesciù. Sì. Ballo liscio e che invece quando si entra in un certo tipo di competizioni comincia ad essere ballo standard, che ha un'impostazione leggermente diversa. Parto a leggere. Prego. Lì arrivo. Ah, vabbè, io ho la mia copia comunque, Sì, anch'io ce l'ho qui, quindi si vede. quindi io tolgo il video un attimo e leggo. Perfetto. Allora, vediamo qua. Compare, no? Sì, sì. Ok. Lessiu dopo lessiu, esercitazione dopo esercitazione, anse pronti per fare la gara o il concorso del bal. Alla domenica di mattina andò dalla parrucchiera per fare la sua chiei. Han preparato vestiti e scarpe, han parte. Dopo un'ora di strada, han seriato alla 7. In me controllo i documenti e ritiro il numero di gara, 70 sic. A circa i posti in spogliatoi, han fa il giro e varda la pista. Mi ricordo una gota del programma. Si bai, je mia ta bel fa, col cœur al piccafort, circa de respirà, ma le mie ta facile con la mascherina. Andiamo avanti. Al manca un'ora prima di cominciare a ballare, le mie vestis. Am ascolta i genocchi, an se pronci. Am veto il 76 sul monitor, le la nostra volta. Am vampista. Ho il cœur al cor de mat, l'attacca la musica. Valzer lento, tango, valzer viennese, slowfox, quickstep. I musiche vannacci e capisce più negut. Sente ad oma musica e movimento. Me par de gioca, ma l'emozione sparida. Me par de gurat. Ma finit, an si rende do coppie. 6 minuti de bal, le staccia una bella fatica. Joan le tes... No, ok. Joan le tes sudet e me gosit. Adesso mi spetta i risultati. I premiazioni comincia. I chiama i numeri. Anse arda. Anse mia noter. Anse strensima. E quasi mi spera che i chiama mia il nostro numero. I chiama secondi. Numero 183. Anse brassa fo compagno di stupec. Anse riac prim. Anche cremia. Anse quasi balurci per l'emozione. Come sono mai contenta. La prima gara di classe A, anse stac brae, e gli è tornato in dre, tutti i sacrifici e la preparazione. Ma è ad la prima gara, o il spettacolo è appena cominciato, la stagione la stasera a lui. Allora, anga mia di indormentare sul portec, anga di indannarci a studiare con tutta la passione che inga per il ballo. Bello, Brava, bravissima Marisa Cavallari, bravissima. L'ha letta anche bene. Molto, molto bene. Mi sono emozionata. Meglio, meglio. Tiziana Caccianiga, scusatemi, a mio padre, c'è la signora Tiziana? A mio padre? Io non... A mio padre, sì. Non c'è. Vabbè, magari faremo la prossima volta. Allora non la facciamo? No, perché non la sento. E allora, Romanella Rota l'ho vista però. Romana, perché noi abbiamo visto, Sì. ci siamo un po' dilettati del Mazza. Quindi abbiamo visto i colloqui tra la Rosaldone e la signora. Ha preparato questa prosa molto bella, secondo me. Arrivo un attimo. Solo mi dite da dove venite però, signora Romanella Rota, da dove viene lei? Clusone. Ah, va bene.
No, ma dov'è adesso? Sempre Clusone? Clusone. Adesso sono a Clusone. Va bene. La signora Cavallari invece? Io Albano Sant'Alessandro, Albano. Bergamo, Albano. I signori abbiamo visto, forse adesso sono Bruxelles. ecco, Bruxelles. Ma originari della Valle Seriana immagino, vero signor Rota? Sì, Sì, Val Seriano. Adesso vediamo se si sente. Sono stato a Bruxelles molti anni fa. Osservo ancora a casa la foto che ho fatto vicino al bambino che fa la pipì Mannequin Peace. nella famosa piazza. Sì, quello che Abbiamo un bel progetto per l'anno prossimo che coinvolge il Ducato, quindi poi la metteremo al corrente. Me l'hanno già sussurrato. Accennato, E adesso ci stiamo lavorando in concreto. Benissimo, auguri. Niente, grazie mille. Scusi, signor Rota. bene, parto. Solo domana. Giacomo, e chi solo domana? Sente zombanda me. Ho lavorato tutto il giorno, ho mangiato bene. Leva bui scarpinocci. Du, ma bu. Adesso vuoi ad ampliare una paia. E poi ne. Che brutto vese. Cambia mia, ne? Tempo soltoni, che ho mettito sulla querta solo domana. Ma fa presto. Subito. Tempi solo televisione che mi vie. E ne mia de preuve, ne? Tira tu tanti più là che te spesse da mo de film. Noi foca che ngada da qualche c'è al mondo. Ma cosa è che succede, Maria? Ne guarda bel, una fonda copada, alluviu, frane e la roba che la diventa sempre più cara. Oh, come l'era meglio uno step, te che su Maria, che la mia tante storie, festa e della ore le stesse. Ansian bal dalla mattina alla sera, fa il fe, monsiache per il famei, e quando non desmettia di una banda, antacca a te all'erba per i nascondì. Però se ricorda come era bello quando mi andava a sparsa la selva, a me piace fino al chiosco per comprare gelato un du, e come le era fresche bu. E la ira Maria, ansia puerec ma con te. Adesso, cambiare i soldi, ma è mai a sé. Ma cambiare il paese per viaggiare insieme. Non si è sposato, non è si fieri, ma comprare l'appartamento. Non si diventa vecchio, Giacomo. Arde nos ne dico mi cresce la svelta. Contentonza di quel cangà, perché i soldi, la ca e il resto, è mai sicuro. No, ma l'amore resiste, e come al dice il Signore, l'amore, i sentimenti, che la mia brutta intenzione. Al te fa da senza pretendere in gota. L'amore qua c'è sotto e ci magari. E il fa vivere ci passa. Perché Gesù Maria, e ne ma preuve. Dammi così, smossa sotto e andemi legge, e so che treme di passione. Grazie, grazie. Signor Nicola, cosa abbiamo? Che cosa ha di lei? Allora, C'è la Tiziana, no? È arrivata la signora Caccianiga? Sì, ma non c'è. Carla Caccianiga. No, È arrivata. Nel frattempo sono arrivato io, Michele Capaccioli. visto, ho visto il suo nome lì sotto. Grazie, grazie. allora Va bene, Tiziana Tiziana? Caccianiga, mio Sì, padre. a me. Sì, sono io, scusatemi, ma non mi andava internet e non riuscivo assolutamente a collegarmi. Tranquilla, ci Ci ho siamo. messo un po'. Devo leggere? Un attimo solo che arrivo. Sta recuperando il suo scritto e poi può partire. Io ce l'ho davanti a me. Questo. Sì. Si chiama? A mio padre o a mio padre, non so come ce l'ha lei in italiano. Sì, sì, no. A me padre.
si può cominciare, Tiziana, se vuole, perché Sì, certo, certamente. A me padre, despes me domande perché te sendi a Civia. Che bisogno di te, di tuo caresse, del tuo amor. Che bisogno di tuo consei, della tua grignarola, della tua teneressa. Ol te palpassa e fo fadiga abituam. Te me manchet, papà. De te go ut tant. De te so orgogliosa. Te ringrazio per il bene che ho avuto, per la tua educazione che ho ereditato. Per tutto te so mai fin mai e mi so contenta. Adesso te sei sicuro contenta con la mamma. Am sederà in tan per deso, la eta le dura, veo le be, Tiziana. Grazie. A voi. Bellissima. E Tiziana, mi scusi, dice da dove viene lei? Da dove ci... Vabbè, io da Bergamo, ma ho una figlia che vive a Bonn, che lavora all'Università di Bonn. Ah, perfetto. La prossima, Nicola, lei ha già lì qualcosa? Sì, se mi dite voi, cioè io... Dica lei. Quella che con le udini Michele Capaccioli. Benissimo, Michele Capaccioli. Dove Ecco, sentiamo una voce maschile. Arrivo. Devo solamente caricare... E allora ecco. carica, noi sentiamo, per esempio, la Giulia. Dov'è la Giulia? Ci sono. Ah, la Giulia. Allora, la Giulia ha scritto una cosa molto simpatica, perché ha immaginato il Tone che arriva a Bergamo, che immagina una Bergamo del futuro. Allora, facciamo quale? Facciamo la Giulia. E che è? Oltone il passaporto del diavolo. Oltone il passaporto del diavolo? Sì. Parto? Sì, vada pure. Sì, parta. Sì, poi dopo la vediamo. Vabbè. L'era de agosto, col e fosc. Dopo una settimana era la fera de Sant'Alissandro. Oltone il tornò in re della Caditasso, la serradina, dopo che l'era laureata in di cap de Muro tutto il de. L'era tre che camminava il traversava il portù del diavolo, quando la sentì utru, usomelec. Fuori del portù, tutti d'un traccio, ghera più i cap, i cai che tirai i careci. Cioè, i careci ghera mo, ma senza cai, in da troppo alla svelta. E che bordel! Tutto era differente da come il si ricordava. Messo me adesso in una città del futuro, pensa Oltone. Gnà l'amore la ghera più. Al posto della fiera, gh'è una ca grande e senza finestre. Gh'è scric, S lunga. Una S lunga. Cosa è la po? Si domanda Oltone. Oltone il cammina per Bor Palas e si domanda dove è il sol de sas. Gh'è stradù tut gris e cold, tutti stessi. In dove le fomne chi la i pani della morla. Dove isceti chi soga... momento. Perché mi è venuta fuori la scritta e mi ha cambiato la cosa. Dove isceti chi soga tre al fos. Dove i cap che doma di palassù. Dove i bottighe in cui i negozi di match. E dov'è che era? A proposito del match. È proprio lì, siamo qua, va bene, rimani. Quarta riga dall'inizio. Sì. A proposito del match. A proposito del match, il manicomio l'è finito, al pensa Oltone. Possibile, in due quando il sondaggio a laura, ieri a modrea falso. Cosa foi, indossò, indondoi. Oltone il vedreš per Bor Palas e il vede una fontanella, al bif. L'acqua era buona, ma il sent de un tep. E la fontanella, de che banda le riada. Una volta che era mia l'acqua potabile de per tut. Mi sono rinfrescate. Però a me godendà l'osteria, goia dei bisceri, de che il bianco, de che il bu. Ma l'osteria la che più, in cui le tut divers, che il bar. Ma... e le vecchie sono moccioc, è l'unica spiegazione. Però il fornere le amolè. Oltone il samia se le cioc, se il dorma, se la ciapà troppo tan solo cosa. Per ditin del pensà, Oltone le riati in piazza Sant'Anna. È una piazza che
mi ricorda mo la ca di Poerec, al conta soltone Trandellu, che è la buonanima del Monsignor Noli, qua be che il gafface Poerec, ai veci. Infatti, Monsignor Noli le ritira su il ricovero per chi Poerec, chi era negot, ne ha una famea, ne ha una pensione. Però, dopo dell'Unità d'Italia, guidata dal battaglione dei Mela Bergamasc, anche in Borpalas era oia de neuf, de cambiamento. E allora gli ha buttato la ca di Poerec, per far su una piazza piena di palcia, sotto il sul che te fa sciopalco quando te vede laura. Piazza Sant'Anna con l'edicola, i piantui, scagne per sentasso, l'era tutta un'unità de quel delè. Oltone il cor, però lo stradù, e il trovò il pud della Morla, che è il col San Gioan. Ah, questo me li riconosce, però la Morla, poverina, arda come le secca piccinina, e che spessa. Me mi ricordi mia sto dur, sto smorbamet. In che le dre che il pensa, è una zuena la ezo dell'altra banda, con due ca che sono mea urat, taccata a una cadena rossa. La zuona le da bellina, ma è stida in una maniera che al tone gli par vestita del carneal. Scusem, gli domanda il tone, che de l'epo, de che agn? Pasqua, desde aprile del 2022. Il tone gli crednia, l'era il 1872, quando era andasse fode ca per lavorare alla Serradina di Surtasso. Al tone che mal, al borlasò e il pica il contera. Quando si sbaldit fo, le tue come si ricordava lui. Il turno André, in bocca via Torretta, brota la sende cap, con lo steri fomne che là i pan della morla e i resenta, i scettichi zoga sul sentera. Va fino a Santa Caterina della sua Rosina Bella, che le dre a cucinare. De che banda è, niet, je 3 ore che te aspette, mo è che l'indenta frec. Rosina, te potete immaginare, sono stati in del futuro, in del 2022. Bergam l'era tutta nuova, i strade larghe, senza ru, carretti senza cai, ca senza finestre, palassude se spia, o perché? Alla barla fus, cosa te conta un po'? Te se sta a bif tutto il de, inventa una scusa più buona. Adesso che te sai che le ore de Maia, che è stale bella, le stacin del futuro. Brava, brava, Yeah. brava. Anche come inventiva e fantasia. La fantasia è grandissima. Michele Capaccioli. Sì, eccomi. Condivido lo schermo. Vediamo. Ci parla di una cosa, di una brutta avventura che ha avuto con come si chiama? Con l'Agenzia delle Entrate. Esatto. Io non riesco a condividere lo schermo. Come faccio? Prima gliela condivido io. La condivide Nicola, non si preoccupi. Grazie. L'unica che questa prego. cosa di Michele Capaccioli, secondo me, è un po' lunghetta, quindi io devo chiederle, Michele, di leggerne un pezzettino, lo scelga pure lei. Va bene. Se vuole l'ingresso, se vuole la fine, dica lei. Magari leggo alcune parti. Ecco, o le uno la mai. Va Vado. bene? Dai. Oleu al molamai. In che ole contasse ulaur che il messo cedit e il ma cambia la eta. O le fa in bergamasc per fa una grignada, anche se le ulaur mia bella. O il bergamasc al me fa dirti e per me le la maniera più giusta per iaga fan capì. Insomma, conta lassù e fa un po' il bambo. In più le ringrazia anche tutti i bergamasc che mi ha dato una mano, perché i bergamasc ha una determinazione che i ganni su doter. Forse sarà più tanti dur de co me de sigur i mola mai. Nel 2017 go de fa con l'agenzia di entrate perché i gera de damindre di soc e te dighe mia. A momento dente ec d'età che i gan piegat una stupidata via l'altra. Tra ulaur e l'altro, de quando che son dac sola prima volta a quando i m'ha pagato, che passa quasi 2 anni.
Anche quando sono Dutch su in Inghilterra a lavorare per un po', me del dobe ho pagato di più. Pota, ma le inglese iga un'altra lena, un'altra maniera di fare. Una volta che ho fatto la domanda, in catere 4 mi ha pagato. A cal tra il 2000 grazie. A cal tra il 2016 e il 2017 ho ciapato impegni che Gesso mi ha arrivato a rispettare, sempre perché l'agenzia di entrate l'era André. Se i me stacci i me 8.000 euro in Umis, come i gira de fa, avresti mi ha passato tutte che le passate che. Le mia bella Riaga mi ha pagato la ZET perché ho stato al Gade Dat in Dre di Soch e l'istanta a Datei. Insieme a Datei, grazie. Insieme al mio OCAT am ga domanda in piacere se i guerria a desdas un po' ma mia doma per me, ma per toci oter. I ga ut ho il coraggio de diga la oca de proa mia a passaga in accia oter. A un certo momento la oca per venire alla una la dusi faga una lettera de messa in mora. Amo prima de rampafo de tut che il caso che ho dusi volta indre i maneghe e cominciato i maneghe e comincia tutto de capo. Ora vado a leggere un altro pezzo ai ringraziamenti. Vado ok. E le proprie in quelle situazioni che te ed è che ma mai domanda negot André alle proprie ok, chiedo scusa alle proprie in che le situazioni che te ed è che interessa ergota de te adesso di chi ma dac o una ma del più o il dottor Massimo Fabretti, ex direttore dell'ente Bergamaschi nel mondo, e Radames Bonaccorsi Ravelli, presidente del Circolo di Londra dell'ente Bergamaschi nel mondo, che le di me a mi più car. Go sempre vu in del co de conta so che la storia che in Bergamaschi e forse che sta le staccia la olta buna e spere de ila contala so come Dio comanda. Te get denas a Bergam per capisserte la ur. Alla mocherò mai fo de diga grazie ai bergamaschi. Che digherò grazie per tutta la età. I sarà dur de co, ma però è proprio de cur. Che i proemia a toccam Bergam e i bergamaschi. Perché se de no glafo ed me. E i proe mi ha toccam l'Atalanta, che sibe che le mia tat che ghearde, la ma zamo ciapat. Andiamo avanti. Da dove viene? Da dove, Michele? Io sono... allora, mi piacerebbe dire subito che mi sento bergamasco di adozione. Io vengo dalla Toscana, però come anche quando ai colloqui di lavoro, quando mi fanno questa domanda, rispondo che sono bergamasco di adozione per quello che i bergamaschi hanno fatto per me nel 2017. Perfetto, grazie. Prego. Il mio amico Tarcisio, che non lo vedo più. Dov'è? Che so. Mi è scappato. Che è? Canada. E aveva
certe volte, adesso noi lo vediamo al chiuso, ma certe volte ci si presentava con un'ampiezza di panorama dietro di lui. Io mi domando come fa uno che ha un panorama così appiccicato alle spalle a ricordarsi con tanto amore della Valle di Magna, che sarà bellissima, ma porca miseria, il Canada sia peggio, però lui è così. Di Valle di Magna e poi... Allora, io sono nato in Svizzera, di padre svizzero, di madre di Capizzone. Ho sempre vissuto in Svizzera fino dal 69, data di nascita, fino al 2005, che intanto ho sposato una signora che viene dal Canada, dal Quebec, e in 2005 abbiamo traslocato fin qui. Ecco. Ma la Valle di Magna è sempre, direi che scolle, che si dice scolle, che nel mio sangue. Ecco. Io mi ricordo, sono stato in Canada una trentina d'anni fa per motivi di lavoro e non come... E mi ricordo a Toronto, mi ricordo distese verdi, fiumi, laghi, insomma uno spazio enorme, quasi disabitato. Anche perché avevo fatto un intervento in una ditta che era fuori dal centro della città, era periferica. Quindi questi enormi spazi, mi sembrava che l'impressione che il Canada fosse quasi disabitato. Non so se ancora oggi è una cosa del genere. È un paese vasto. Direi che più si va al nord, più ci sono laghi e bosco. Ecco. Allora, diamo la parola a Alberto dico solo una cosina a proposito di questa cosa meravigliosa che io mi sono tenuta, ho cominciato proprio con questa, perché lui ha tradotto una preghiera degli Amerindi e l'ha tradotta direttamente dal francese al bergamasco e poi in italiano, dico bene, Tarcisio? Giusto, sì, giusto. Partiamo da preghiera. Io sono in ignoranza, gli amerindi chi sarebbero? Ce lo dice lui. Allora, gli amerindiani infatti sono i nativi, i primi popoli che hanno vissuto qui nel Nord America, che sia negli Stati Uniti, che sia nel Canada, ovunque da un oceano all'altro. Ho capito. Pronti? Via! Allora, volevo solo aggiungere che questa mi è venuto in mente perché eravamo in lutto col Tone, la morte del Tone all'ultima lezione. Ecco. Allora, ci vado. Preghiera amerindiana. Quando che sarò più, laghi minda perché gotace de chi laur de fa e da eda. Pianzi mia, quando venirò in mente. Si riconoscente per i bei anni che mi ha passato insieme e vi ho voluto bene. Euter più di noma in dunina la contentezza che mi donate. Mi vi ringrazio per tutto l'amore che ogni u de Euter mi ha dimostrato. Adesso è ora per me di viaggiare per me. Per un po' di tempo potrei essere malinconius. La fiducia la vi porterà conforto e consolazione. Mi starà separato per poco tempo. La vita e memorie, i soleil vols dolor. Mi somiata de lontà, e la età la gada in dainage. Se avrei bisogno di me, chamin e menierò. Anche se potrei mia edem, o toccam che sarò. E se ascolti il vostro cœur, sentirei tutta la tenerezza dell'amore che vi porterò. Quando venirà a per voter il tempo di andare in paradiso, mi sarò là a ricevere. Destecat del mio corpo a prova al Signore. Ende mia sulla mi tomba per lucia. Me so mia delle, me dorme mia. Me so i mela ench che soffia. So i cristalli de nif che la sberlus. Sulla luz che passa traes ai cap de bergot. Sola piovida ligera dell'Eterno. Sola us de useli che desdea all'esser del sol. Sola stella che brilla in del cielo. Endemia sulla mi tomba per lucia.
messo mia det delle, messo mia morte. È bellissimo. Ecco. Bellissima. Bella veramente, grazie. Complimenti. Grazie perché è veramente bellissima. Pronti? Ci abbiamo adesso Simone Dominoni in duello. Ecco, Friburgo. Friburgo però tedesco, non quello svizzero. Ecco, quindi Foresta Nera. Foresta Nera, esatto. Oh, perfetto. E lui tira insieme Oltone, Messa e Tugny, vero? Esatto. Adesso non lo trovo, ma adesso ce lo fa condividere Nicola. Però può partire Simone, che tanto poi... Va bene, io parto. Sì, vada. Oltone, Messa e Tugny. Ok. Ciao Tone, quattelle che non sai più. Sarà disegno almeno, come ala. Madonna mia Marietta, che bel PD è d'etamo. L'ultima volta si radreamo in der Stal. In do steppo de cades, da quando te sei da diades da. Siete mocche a Bergamo o de quac tre bande. Al sera mia che iesamo vintan che sto in Germania, perché adesso ho una tonnina come compagno. Dighe del putone, è come se trovati messe tu. Il gregna mai, pensa non a lavorare fin della mattina presto. No, Marietta, ti piace poca luce, fa festa ogni picantù. Però invece di bifoldi, trinca la birra del bicchiere. Siete sa essere come che piace l'Italia, il nostro lac, la città volta, infine il nostro lade, che tira smacci. A pensare a sede, insomma, in Dacia, dirà di nostre montagne. Se proprio appena una volta d'olio, dove che ribando. Mi piace proprio una volta a un tuo paraggio. Ed è come lei la vita, messa chi fuori stelle. Passa lei proprio bene, Marietta, a ed starà di alto. Se che di me in foresta nigra, dove come un alpino. Pensa poche che Demeter astrò anche i galete e i freni, proprio come in falso i mucci de verde fino ieri. Allora, a me sei presto, perché ho sentito che il Flixbus al verso finale. È proprio comodo, salte su in corriera a Milano, tira sue gambe e fu posare te per te ciò di esso. Bella Simone. Bravo. Bravo Simone, bravo. Grazie. Allora, ci rimane, credo, la nostra signora Gabriella Vinci. Scusi Gabriella, la signora Carla Caccianiga mi ha detto, io non ho scritto una cosa mia, però ho cercato qualcosa che mi potesse far piacere leggere e facesse piacere anche agli altri ascoltare. E ha trovato una poesia di Luigi Necchi, che è stata scritta in occasione del matrimonio dei suoi genitori, perché il papà della signora Carla era amico fraterno di Luigi Necchi. Quindi Luigi Necchi al matrimonio ha letto questa cosa e lei ce la ripropone. Ho detto male o va bene? No, ha detto benissimo, ha detto benissimo. Ecco, io premetto che io sono di Bergamo e che i miei genitori... Non si sente? Aspetti. Sento. Mi sente? Ok, io non parlo il bergamasco più di tanto, nel senso che i miei genitori, come dice la poesia, Zetescenza, come non ricordo più il nome dell'esimio esperto di bergamasco, a me da bambina era stato proibito parlare bergamasco, nel senso che bisognava parlare italiano perché a scuola era più importante, insomma. Però comunque l'ho imparato, diciamo, per sentito dire, però non sono abituata a parlarlo, per cui lo leggo con il beneficio del dubbio. Allora, il titolo della poesia è Auguri agli sposi. Sposi car, quac volte il capita ai poeti d'estrepas, come quel che adesso al ciacola, col pericolo de dan pass, de saimigan del parlà, de che banda commessa. Ale quando che so a tavola con persone puninnante, proprio come se verifica per i sciorche godenante, fra la quale poi comenza a essi sposi zette scienza. Me per quasi gnade credega, ai meuc, chi sbaglia miga, deves che a transema i brindisi per i sposi caccianiga, che finit ol so bel ni, gli ha impiat det ol fugari.
quel mel sera, za le logica, che il vegnessa sto bel dì, mal paria per certe calcoi che il fudes piuttosto indre. Il pommarut alle crodat e il nos Paolo s'è sposat. A brassetta d'una simpatica quattro graciosa e bra sposina, anche te se incamminet a partire di stamattina verso la luna mia del ciel, scusate, ma che l'otra della mel. La bontà o il bel carattere, l'istruzione, l'intelligenza e soprattutto nell'arte medica l'onestà della coscienza, è virtù che garantisce che indamigan di pastes. La salute, per mantenerla, te che mia de fa fatica, perché i libri dell'Ippocrate ti studiac riga per riga. Certo, in casa du dottor, le malfaccia pal fregiur. Nel te manca che gli speret, mica certo canforat, che del dat bravura e pratica per curare ogni tuo malat, il te da forza e volontà per i proe chi vegnerà. Costa razza di pilaster, chi tempe la vostra ognu, genegot che il può dividela, teremoce ne annuda su. Sempre bel sarà il fiur de vos be e del vostro amor. Me vengure che a sta tavola, insieme a scecce da grancia lur, coi parece e la trisaula, am se troe per faga un'ur, a una festa certo più grande, io ste nozze di diamante. Bella, bella. Benissimo. Ci ha restituito una parte di Gnecchi. Sì, devo dire che mio papà era proprio molto amico da bambino, diciamo, dall'infanzia del signor Gnecchi. Io l'ho conosciuto, ma purtroppo lui è mancato molto presto, però sicuramente era una persona speciale, credo, per quanto diceva mio padre, ecco, devo dire. E adesso le aggiungo... Sono d'accordo, cioè volevo solamente ricordare che le poesie di Gnecchi, per chi ha un po' di orecchio nel bergamasco, si possono riconoscere anche senza nominare l'autore. Ah, davvero? Una vena satirica, sì, talmente morbida, dolce, che riesce a infilare nei suoi versi, che è riconoscibile, diciamo, abbastanza velocemente in mezzo a tutti gli altri poeti. E poi aggiungo che nell'ultimo numero del nostro giornale GP abbiamo proprio commemorato Gnecchi, che tra l'altro è stato direttore del GP. Sì, questo lo sapevo. L'abbiamo commemorato perché ricorre proprio quest'anno il 30° della morte. Per il suo apporto e per la figura che è stata per noi, abbiamo voluto dedicargli una mezza paginetta perché solo a merito. E faccio i miei complimenti perché ha conservato questa poesia che è una specie di capolavoro. È nell'album di nozze dei miei genitori, per questo è stata conservata con cura, perché ci teniamo, insomma. Effettivamente devo dire che ci ritrovo anche mio padre in particolar modo, perché si vede che lo conosceva, insomma, è una bella poesia. Io aggiungo anche che la signora che vediamo un po' più in basso, la signora Tiziana, era presente quando è stata al letta. matrimonio, sì. Però lei non se lo ricorda perché aveva un anno o due, insomma, una cosa così. Sì. Non sentiamo, microfono. Dunque io sono di gennaio, loro sono sposati a febbraio, quindi avevo 13 mesi, per cui non mi ricordo. Perdonabilissima. Però me lo raccontava la mia mamma. Ecco, devo dire un'altra cosa solo personale, nel senso che anch'io ho un figlio all'estero, a New York, e purtroppo devo dire che entrambi i miei figli non parlano il bergamasco e neanche lo capiscono, e questo mi dispiace, però è andata così. Ma faccia così, tenti, io non so se vi sentite solo per telefono. No, ci vediamo anche, ovviamente. Uno dei metodi per introdurre il bergamasco è quello di scriversi e magari in fondo aggiungere 1 o 2 righe in dialetto per dare, diciamo, al figlio, al papà, alla mamma, quello che è, di contatto.
assaporare un momentino di dialetto. Ci proverò. Allora, io le do soltanto una notizia piccolina, poi finiamo con la signora Vinci. Questo ragazzo che lei vede qui, Michele Consoli, Michele, riusciamo a vederti o no? Michele Consoli? Dove? Scomparso. No. Fa niente. Si vede? Eccolo. Ha fatto un lavoro immane, perché ha mandato una cosa che però gli faremo leggere la prossima volta, perché io temevo che non saremmo riusciti a leggerle tutte, quindi ho detto un po' di qua, un po' di là. Ha fatto un lavoro terribile perché ha scritto un pezzo di prosa e l'ha tradotto in 3 diversi modi di parlare bergamasco: il bergamasco della Valle Serina, il bergamasco di città, lui l'ha chiamato bergamasco del Ducato, e l'altro, che non mi viene in mente? No, non è proprio così. No, ecco, ho sbagliato. Sono 3 grafie diverse. Sì, 3. Quindi alla fine queste qua si leggono tutte e 3 nello stesso modo. Solo che hanno... Cioè io posso leggerle così. Adesso cerco di spiegare meglio. Partendo da quella che ho chiamato del Ducato di Piazza Pontina, ho cercato di utilizzare la grafia che abbiamo utilizzato durante il corso. Anche se magari qualcosa mi è sfuggito non conoscendola bene, ma comunque ho fatto qualche errore probabilmente anche nelle altre 2. Mentre invece le altre sono, una si chiama Lombardo Orientale Standard ed è una grafia che abbiamo realizzato io e quell'altro ragazzo russo che ormai è un po' che non c'è più perché ha avuto degli altri impegni. E questa grafia si basa in un certo qual modo come altre grafie che sono state fatte per generalizzare un po' il lombardo, però a nostro parere non troppo bene. Perché? Perché si basano sull'etimologia. Invece noi ci siamo basati sia sull'etimologia, ma in particolar modo anche sulla fonetica dei vari dialetti. E quindi siamo giunti alla conclusione anche di come si può evincere dal nome Lombardo Orientale Standard, perché è un modo che comunque è ancora in evoluzione, nel quale tutti i dialetti possono essere scritti, tutti i dialetti del bergamasco, tutte le varianti bergamasche, le varianti bresciane, le varianti trentino-occidentali che sono ancora lombardo orientale, come ad esempio i vari dialetti della Val di None, le valli giudicarie, e anche l'alto cremonese, l'alto mantovano, che comunque rientrano nella grande famiglia del lombardo orientale. Noi ci siamo posti quindi questo problema vedendo come molto spesso la gente litiga, diciamo, tra virgolette, su come vada scritta una parola, perché io dico così, tu dici così, va scritta in questo modo, va scritta nell'altro modo. E questo è dovuto anche a quel discorso che ci sono molte grafie più che altro fonetiche. Soprattutto la gente, generalmente, non sa magari bene dove mettere la dieresi, così che comunque le varie regole ortografiche sono da utilizzare in qualsiasi caso, in qualsiasi tipo di grafia, non ci si può scappare. Però già il modo che magari, non so, a me viene in mente, quelli che io a Serena diciamo studia, a Zogno invece dicono studia, quelli più vecchi, perché ormai tra i giovani si stanno diffondendo sempre parole più italianeggianti. E queste differenze però comportano sempre questo tipo di diatribe. Noi quindi ci siamo proposti l'obiettivo, ci siamo posti questo obiettivo di trovare un modo unitario per scrivere, come comunque è successo per le varie lingue, perché sia il tedesco, l'inglese, il francese, praticamente ogni parlante parla in modo un po' diverso. Mi viene lampante adesso l'esempio dell'inglese, perché è una lingua molto studiata. Tra l'inglese americano e l'inglese, quello dell'Inghilterra, ci sono varie differenze di pronuncia e anche differenze lessicali, però alla fine tutti scrivono nello stesso modo per capirsi e per riuscire anche comunque a diffondere la lingua, che è una cosa molto importante, perché alla base della diffusione quindi di una lingua, o comunque anche di un vario dialetto, di qualsiasi forma di linguaggio, c'è la scrittura. E quindi noi ci siamo posti questo problema che stiamo risolvendo, di scrivere in modo unitario. Michele, ti devo fermare perché sennò non ce la facciamo a sentirci tutti. Ti ringrazio comunque per questa precisazione e ripropongo quello che avevo proposto già, che il prossimo corso lo tiene lui. No, dai.
Ma prima di insegnare a Chiotter, le me che studi e me, dai. Ho accolto con molto piacere e vedo soprattutto una persona giovane che sta affrontando problemi che anche dalle nostre parti vengono poco elaborati, poco macinati. Comunque sta lavorando in un campo a doppio taglio, cioè bisogna stare molto attenti perché ogni lingua viene codificata però basandosi su provenienze storiche. Cioè anche nel bergamasco noi abbiamo avuto al nostro interno moltissime discussioni, perché ognuno lo presentava a suo modo. Cioè, ed era un lavoro non certificato da provenienze storiche appurate e accertate. E allora è stato fatto uno studio che sarà pubblicato, penso, l'anno prossimo, quando verrà celebrata l'elezione di Bergamo e Brescia a capitale italiana della cultura. Uscirà questa ricerca che si riferisce al dialetto bergamasco dalla sua prima apparenza proprio negli scritti, no? Veniva usato le prime volte dal 1200, soprattutto nelle preghiere e nelle iscrizioni notarili per passaggi di proprietà. Già lì apparivano le primi etimi in bergamasco. E purtroppo... Infatti noi abbiamo recuperato alcuni testi di queste epoche, ci siamo basati soprattutto per quanto riguarda la scrittura unificata dei verbi. Per i verbi che sono molto complicati e molto mutevoli, ci siamo basati su determinati documenti di queste epoche, a partire dal 1400 fino al 1600, quello che siamo riusciti a recuperare. Lei lo conosce? Esiste uno studio effettuato dal professor Glauco Sanga che ha riassunto tutti i dialetti delle valli bergamasche, della città, della zona dei laghi e della bassa, trascrivendo il genere fonetico per riuscire a classificare tutte le parlate e per poi riunirle per fare una sola grammatica del bergamasco. Perché esattamente. Evidentemente sì, scusi. Diciamo dire che è bergamasco quello che si parla a Zanica piuttosto che Crusone, che San Pellegrino. Ognuno ha il suo modo di pronunciare, di leggere uno scritto. Quindi va accettata una unificazione, che è una via di mezzo naturalmente tra le varie zone dove si parla il bergamasco, per riuscire a stabilire delle regole che valgano per tutti. Esattamente. Per concludere velocemente, l'ultima grafia invece, la terza, è una grafia che abbiamo chiamato lombardo orientale fonetico, esattamente per ovviare a questo problema. Perché come reputiamo giusto avere una grafia unitaria per tutti, reputiamo giusto anche che le varie parlate locali non vadano perse e unificate anche nella pronuncia, perché la nostra paura principale era che dando una grafia unitaria la gente cominciasse a parlare come si scrive, e questo volevamo proprio evitarlo, e dunque abbiamo deciso di realizzare un'altra grafia comprendente molti più fonemi di quelli necessari, proprio per riuscire a rappresentare anche graficamente tutte le varie parlate partendo da Bergamo fino a Brescia, in generale entrambe le province. Questa comunque non è una cosa che poi si utilizza nello scritto, ma solo per determinate lavori di codificazione dei vari dialetti, appunto proprio per ovviare alla perdita, alla possibile perdita di queste varianti. Sì, certo. Concludiamo, signori, perché siamo arrivati, se no sforiamo e dopo Simone Dominoni sforiamo, vero? E mi sgrida. Allora, l'ultima signora che dobbiamo sentire è la signora Gabriella Vinci, che è anche... Buonasera.
buonasera, che è l'ultima è stata l'ultima a iscriversi e che mi ha sorpreso tantissimo, perché io l'avevo conosciuta, lei è un'insegnante, è stata collega di mio figlio, insomma, io l'avevo conosciuta e lei parla un italiano perfetto, senza inflessioni dialettali, perché lei mi ha detto, io sono siciliana, ma non ho mai parlato neanche il siciliano. A Bergamo ha deciso di cominciare ad esprimersi nella lingua della città che l'ha accolta e mi sembra una cosa bellissima. Quindi sono contenta di concludere con lei e la Gabriella Vinci ci racconta un giro in paese. Ci parla da dove? Allora, io abito a Stezzano. Via. Prego, un giro in paese. Allora, faccio una breve introduzione perché in realtà non è un testo in prosa, un vero e proprio racconto, non è una poesia, ma si tratta di proprio pochissime battute. È una storia inventata, veramente ho avuto difficoltà anche perché, come diceva appunto la signora Bonacina, io non conosco niente del bergamasco se non qualche battuta che sento qui e là, a volte dai colleghi di scuola, a volte dagli alunni, e quindi ho cercato di recuperare tutto, diciamo, quello che so, quello che ho sentito, e poi con l'aiuto del dizionario su internet ho cercato di mettere insieme un po' vari pezzi. Il titolo è una storia inventata, il titolo è Un giro in paese, il racconto ritrae un momento della giornata di due coniugi in pensione, Fernandì e Marieta, che lasciano al mattino la loro casetta in montagna per fare un giro in paese attraverso un sentiero soleggiato e breve. Il racconto si sviluppa in due scene, in due ambienti diversi. Le due scene avvengono contemporaneamente, mentre la terza è in un unico ambiente. Un momento al bar, il protagonista è Fernandì, un momento in salumeria, la protagonista è Marieta, e un ultimo momento invece che coincide con la chiusura del racconto al bar con il ricongiungimento dei due coniugi. Marieta è una donna dedita alla casa e rude quasi quanto il marito, Fernandì invece un signore dai modi e dai toni per niente raffinati. Fernandì entra nel bar del paese ed inizia a prendere in giro il barista Tonio con il quale ha un battibecco. Quindi Fernandì entra dicendo allora e Tonio, che mia mal, Fernandì, un du col bianc, segue una pausa e Fernandì si arrabbia e quindi dice desde fo, Tonio, mo che la ocio, Fernandì, servel de poia, Tonio, stasio de dos, Fernandì, doela la gazzetta, le sedoma la pagina di Morce. Segue ancora una pausa, Fernandì, cosa la faccio l'Atalanta? Tonio, negot. Marietta entra nella bottega del paese per acquistare qualche prelibatezza, quindi davanti ad una deliziosa porchetta cucinata in modo particolare, e esclama te se vu è belle, ma te se car. Si rivolge quindi al salumiere e continua a dire do fete de crude ma fine, polente Picasso. Formai la bocca le mie stracca se la sente mia deaca. Saluta, va via, si dirige al bar e ascolta le battute sarcastiche rivolte a Tonio dal marito. Quindi entra nel bar dicendo «Ghe Sodoma de sbambosade, falom la fiocat bass, indem». Quindi si conclude con l'uscita dal bar dei due coniugi. Perfetto, bravissima, bravissima. Sì, è proprio breve. Ci siamo sentiti tutti quelli che erano in lizza per stasera? Sì? Tutti? Non ho dimenticato nessuno perché io dimentico spesso? Perfetto. Un signore che però non ha prodotto un testo. Io ho visto spesso Radames, che spero ci sia ancora. C'è ancora Radames? Del Circolo di Londra? Eccolo qua! Però non mi ha mandato niente e io mi chiedo perché, per esempio, non abbia voluto leggerci un pezzettino del Mazza. No, perché l'accento perché ho un accento orribile in lingua bergamasca e sono una cosa orribile. La mia stessa nonna mi ha sempre detto parla mia bergamasca che ti fa schifo. Schefe. E allora ci siamo sentiti tutti, Silverio, cosa dice? Comunque lo capisce. Sì, lo capisce bene, Sì, lo capisco. Benissimo. Allora, io vi devo dire che mi sento un po' meravigliato per la vostra bravura. Nelle mie vesti di
non dico di giornalista, ma di curatore del giornale, mi capita di leggere moltissimi scritti in bergamasco, sia di prosa che di poesia. E naturalmente mi trovo molte volte a disagio perché devo fare delle scelte. E naturalmente la scelta è quella di offrire ai nostri lettori sempre il meglio. Scoprire il meglio vuol dire selezionare, scartare qualcuno, preferire altri. E questa sera, e qui giustifico la mia meraviglia, è che non saprei chi scartare. Siete tutti bravi. Siete addirittura ad un livello che è superiore a quanti si rivolgono a noi pensando di parlare e scrivere bene il bergamasco. Io non so se è la lontananza che vi ha fatto bene. È l'insegnante. Se è l'insegnante, se è la passione, se è il ricordo, insomma. Ma avete dentro qualcosa che vi ha fatto veramente bravi. Quindi umilmente, per quanto ne so, mi sento di ringraziarvi, di invitarvi a continuare e di pensare, quando lo parlate, quanto vi sia vicina questa città, città alta, città bassa, Többbergen la Bevrasafo. Saluti e complimenti a tutti. Grazie, grazie molte. Grazie, grazie. Grazie. Ci vediamo. Grazie. Anche quelli che hanno già letto, vi collegate? Sì, siamo collegati. Vi salutiamo. Eccomi. Va bene. Eccomi Michele. Michele Capaccioli. Che abbiamo sentito prima. Ecco. Benissimo. Signori, buonasera a tutti. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. D'accordo, Buonasera, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie, a lunedì prossimo. Ciao. Arrivederci, grazie. Chiuderei Nicola? Chiudo io. Ciao Valeria. Ciao, buona serata. Buona serata. Silvana, buonasera, grazie. Ciao, Silvana. Buonasera.